Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Chi tra voi si trova in diretta, in ascolto in questo momento. Il nostro terzo incontro a distanza con il progetto Conoscere, Crescere, Sapere Crescere. Oggi è il giorno in cui parleremo dei Giochi Olimpici di Berlino 1936. Continua quindi il viaggio lungo il percorso stabilito dai campionati internazionali. Non sono ancora comparsi sulla scena internazionale agonistica né il campionato del mondo né il campionato d'Europa. Le Olimpiadi quindi sono il campionato internazionale, l'unico campionato internazionale presente sulla scena dello sport equestre internazionale, e le Olimpiadi di cui parleremo oggi sono delle Olimpiadi un po' particolari, insomma, perché intanto Violetta, grazie di esserci, buongiorno, sono riuscito a vedere finalmente un messaggio in diretta. Le Olimpiadi di cui parleremo oggi sono Olimpiadi un po' particolari, perché sono le ultime prima della Seconda Guerra Mondiale e quindi le ultime di quella serie che era partita da Atene nel 1896. C'era stata in effetti l'interruzione stabilita dalla Prima Guerra Mondiale, però pur essendo stata quella una catastrofe terrificante, però la Prima Guerra Mondiale non ha avuto sullo sport, perlomeno sulla vita delle Olimpiadi, lo stesso tipo di impatto che invece ha avuto la Seconda. Un'edizione è saltata a causa della Prima Guerra Mondiale, quella del 1916, e questa è la ragione per la quale le Olimpiadi di Berlino 1932 sono di fatto è la 10ª Olimpiade, però nella numerazione dell'evento vengono indicate come l'11ª Olimpiade. In calendario dall'1 agosto al 16 agosto del 1936 sono Olimpiadi che certo oggi noi nel rivederle, nel riviverle, nel riesaminarle oggi lo facciamo con un po' di inquietudine, perché sono Olimpiadi che annunciano una catastrofe, sono Olimpiadi il cui gigantismo incute terrore, inquietudine, senso di minaccia, probabilmente più oggi a noi che la riviviamo a distanza di quanto non fosse accaduto per i contemporanei. Comunque, queste Olimpiadi, le Olimpiadi di Berlino, vengono assegnate alla Germania nel maggio del 1931, quindi prima che Adolf Hitler salisse al potere in Germania. Questo accade nel 1933. Hitler in effetti non è sembrato essere molto d'accordo nel mantenere l'impegno assunto da parte della Germania con l'organizzazione delle Olimpiadi, e in effetti anche alcune tra le federazioni internazionali di alcuni sport e di alcuni paesi insomma non la vedevano una buona cosa, insomma. Però il CIO ribadisce che l'appuntamento si sarebbe dovuto svolgere in Germania nelle date previste, dopodiché sarebbe rimasto alla Germania stabilire se disputarlo o meno. Determinante ai fini della disputa, dell'organizzazione effettivamente di questa edizione dei Giochi Olimpici è stato Joseph Goebbels. Goebbels era un giornalista, era un uomo di lettere, era un uomo di cultura, era un uomo di comunicazione. Infatti nel periodo nazista lui è stato il ministro della propaganda, e proprio per questa ragione, proprio per la propaganda, Goebbels era assolutamente convinto che le Olimpiadi a Berlino sarebbero state un'opportunità irrinunciabile, e convince Hitler a mantenere l'impegno. Dal momento in cui Hitler si convince di mantenere questo impegno, naturalmente sarebbero dovute diventare le più grandiose e indimenticabili Olimpiadi della storia. E in effetti così accade.
E innanzitutto, proprio per una questione di propaganda, le Olimpiadi avrebbero dovuto raggiungere tutti i tedeschi, dove nessuno sarebbe dovuto essere escluso dalla possibilità di vivere e assistere e in qualche modo sentirsi coinvolto da questo evento. E quindi accade una cosa rivoluzionaria. Per la prima volta nella storia i Giochi Olimpici vengono trasmessi in diretta televisiva. Naturalmente una diretta televisiva ancora, insomma, non evoluta così come potrebbe essere oggi, evidentemente, però è sicuramente un passo avanti nel progresso della comunicazione. Ma non tutti i tedeschi disponevano di un apparecchio televisivo allora, e quindi Goebbels organizza una rete di zone, di punti dispersi all'interno della città di Berlino, 25 aree, 25 zone, dove viene installato praticamente una specie di schermo, come più o meno accade oggi talvolta, in maniera tale da poter consentire a tutti i cittadini di poter prendere visione in diretta di questo grandioso evento, sempre nell'ottica di creare uno strumento di propaganda formidabile. Per la stessa ragione i biglietti per accedere alle varie aree di sport il costo dei biglietti viene tenuto estremamente contenuto, estremamente basso. Questo favorisce un'affluenza di pubblico strepitosa. Pensate che l'ultimo giorno, quindi il 16 agosto, nello stadio olimpico, lo stadio olimpico di Berlino era stato costruito appositamente in vista dei Giochi Olimpici, o comunque risistemato in vista dei Giochi Olimpici, ed era diventata una cosa monumentale, grandiosa. Bene, il 16 agosto del 1936, ultimo giorno dei Giochi Olimpici a Berlino, lo stadio olimpico raccoglie 120.000 spettatori. 120.000 spettatori. Io confesso di non aver fatto una verifica in questo senso, ma sono abbastanza sicuro nel poter dire che si tratta di un record assoluto. Voi sapete che l'ultimo giorno era tradizionalmente il giorno in cui non solo si organizzava la cerimonia di chiusura come ultimo atto dell'appuntamento olimpico, ma c'era anche la gara di salto ostacoli. La gara di salto ostacoli nell'occasione di Berlino era una prova sola che riuniva sia la classifica squadre sia la classifica individuale. Quindi il 16 agosto 120.000 spettatori hanno assistito alla gara di salto ostacoli. Io credo che nella storia del nostro sport non ci sia mai stato un pubblico del genere per una prova di salto ostacoli. Ma la propaganda ovviamente si è scatenata anche dopo la fine dei Giochi Olimpici e sempre di più, evidentemente, a maggior ragione, visto che con il passare del tempo, tra l'altro, il folle progetto di Hitler cresceva sempre di più. Quindi bisognava creare grande consenso, grande unità di intenti, grande condivisione degli obiettivi. In questo senso è stata più o meno consapevolmente, più o meno convintamente, questo chi lo sa, comunque Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl è stata una grande regista soprattutto di documentari di eventi sportivi, e è lei che viene incaricata dal regime di realizzare i documentari, i film sulle Olimpiadi. Ce n'è uno in particolare, Olimpia, si intitola Olimpia, che è diventato famosissimo, molto premiato, molto, diciamo, acclamato dalla critica anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, come esempio di cinema documentaristico sportivo. Certamente c'è anche chi ha criticato, diciamo, questo consenso nei confronti di quest'opera, dicendo che obiettivamente non era molto difficile creare un'opera di grande impatto visivo semplicemente mettendo una telecamera ferma davanti a queste adunate sterminate di militari irregimentati, di simboli di grandiosità, insomma. Comunque,
Comunque è comunque un'opera importante, e Leni Riefenstahl rimane una cineasta di grande spessore. Tra l'altro lei ha avuto una vita lunghissima, è morta ultracentenaria nel 2000, ed è una dei nomi più importanti nel panorama della documentaristica sportiva e del cinema sportivo. Quindi i film, ne ha fatti più di qualcuno. Olimpia, come vi ho detto, è sicuramente quello più importante, però le sue opere post-Olimpiadi sono diventate anche loro uno strumento di ricerca di consenso, di compattamento, di entusiasmo, eccetera, eccetera. Quindi l'operazione prevista, voluta, studiata da Goebbels riesce in pieno. Doveva essere anche ovviamente il momento di massima celebrazione della potenza della razza ariana. Da questo punto di vista Hitler però trova così un piccolo antagonista in Jesse Owens, atleta afroamericano che vince ben 4 medaglie d'oro nell'atletica, e quindi questa è stata la rappresentazione, insomma, una messa un po' in crisi della potenza ariana, anche se poi c'è stato un atleta tedesco che ha palesemente, pubblicamente manifestato di fronte al pubblico la sua amicizia nei confronti di Jesse Owens. Questo è stato uno dei grandi gesti che ha caratterizzato la vita dello sport e che rimane ancora oggi come uno dei grandi simboli della fraternità sportiva. Sono 49 le nazioni che prendono parte in tutte le varie specialità, 49 nazioni. Ci sono tutte le nazioni che, loro malgrado, di lì a poco saranno protagoniste della Seconda Guerra Mondiale, tranne l'Unione Sovietica, che non è presente a questa edizione delle Olimpiadi. Ci sono 3.963 atleti in totale, di questi però solo 331 sono donne. Per quanto riguarda invece lo sport equestre, le nazioni presenti sono 21, appunto, tranne tutte quelle che poi saranno protagoniste della Seconda Guerra Mondiale, tranne l'Unione Sovietica, 127 cavalieri, e tra questi solo 2 sono civili. Un olandese impegnato nella specialità del completo e un norvegese in quella del salto ostacoli. 3 nazioni, solo 3 nazioni sono presenti in tutte e 3 le specialità. E siamo sempre con 3 binomi per ciascuna squadra. È un'Olimpiade questa in cui statisticamente si dimostra già l'importanza dell'allevamento del cavallo sportivo e soprattutto degli indirizzi secondo cui questo allevamento già si è chiaramente identificato, perché sul numero totale dei cavalli partecipanti, che sono 133, esattamente 1/3 sono nati e allevati in Germania, 1/3 nati e allevati in Francia, 1/3 nati e allevati in Irlanda. Quindi Germania, Francia e Irlanda in maniera esattamente regolare coprono i 3/4 dei cavalli, gli allevamenti, i 3/4 dei cavalli presenti in questa gara, nelle gare dello sport equestre, non solo del salto ostacoli. Veniamo ora alle discipline. Adesso vi vorrei fare prima un panorama generale di quello che è stato l'andamento delle gare a Berlino nel 1936, e poi volevo puntualizzarvi qualche cosa sui protagonisti italiani di queste gare, perché sono tutti personaggi particolarmente rilevanti per la storia del nostro sport equestre. Tenendo conto di un fatto, ecco, questo mi sono dimenticato, andava detto prima probabilmente, che queste Olimpiadi sono molto importanti anche perché di fatto è la prima edizione veramente trasversale, universale, dopo Amsterdam 1928, perché come ricorderete, lo abbiamo visto la volta scorsa, i giochi di Los Angeles nel 1932
sono stati un po' un insuccesso da un punto di vista della partecipazione, un po' perché la distanza tra l'Europa, che comunque rappresentava allora, come oggi peraltro, l'area più densa da un punto di vista di agonismo, e un po' per le difficoltà che erano sopravvenute. Ricorderete nel caso dell'Italia la polemica tra integrazionisti e puristi del sistema caprilliano, insomma c'erano state varie situazioni per le quali le Olimpiadi di Los Angeles nel 1932 non hanno avuto quella caratteristica di universalità che le Olimpiadi portano sempre in loro stesse, mentre invece questo era accaduto ad Amsterdam nel 1928 e sta accadendo adesso a Berlino nel 1936. Bene, chiusa questa parentesi, allora vi dicevo, adesso guardiamo un attimo le singole specialità e poi veniamo a parlare dei nostri cavalieri. Quindi il salto ostacoli, la gara di salto ostacoli si è disputata, come vi ho detto, l'ultimo giorno, il 16 agosto, davanti a 120.000 spettatori. È una cosa impressionante. Immaginatevi uno stadio con 120.000 persone e una gara di salto ostacoli in campo. Deve essere stato uno spettacolo grandioso. E questa gara era unica, valeva per la classifica individuale e per la classifica a squadre. 3 binomi per ciascuna squadra, la somma dei risultati di ciascuno dei 3 determinava il punteggio della squadra e quindi le posizioni all'interno della classifica. Percorso un po' particolare, perché lungo 1070 metri, 13 ostacoli e 20 salti, 3 doppie gabbie, pensate, 3 doppie gabbie, altezza degli ostacoli che andava da 1,30 m a 1,60 m, 2 riviere, una di 3 metri e una di 5,50 m. Curiosamente la maggiore quantità di errori si è avuta sulla riviera da 3 metri e non su quella da 5,50 m. E per la prima volta nella storia del salto ostacolo internazionale il direttore di campo ha utilizzato le distanze tra un ostacolo e l'altro come preciso criterio tecnico per determinare la difficoltà del percorso. Ed è stato un percorso molto, molto impegnativo. Lo hanno affrontato 54 cavalieri in rappresentanza di 18 squadre, nessuno individuale, gareggiavano soltanto i rappresentanti delle squadre, e non c'è stato neanche un percorso netto. Hanno finito in 2 concorrenti a 4 penalità e che quindi hanno fatto il barrage per il primo e secondo posto, e poi altri 5 concorrenti hanno chiuso a 8 penalità e questi hanno fatto il barrage per la medaglia di bronzo. Ed anche nel barrage non ci sono stati percorsi netti nel barrage per l'oro. Ha vinto il tedesco Kurt Hasse in sella a tora, la medaglia di bronzo, e quindi in barrage è rimasto dietro Kurt Hasse il cavaliere romeno Henry Rang, e poi Josef von Platti, ungherese, ha vinto il barrage per la conquista della medaglia di bronzo. Lui è stato l'unico ad effettuare il percorso del barrage senza errori. Tra quelli esclusi dal barrage per le medaglie di bronzo è compreso il cavaliere francese Xavier Bizard, che forse qualcuno tra voi ricorderà, da quanto abbiamo raccontato la volta scorsa, era stato l'inventore del motto che aveva caratterizzato Tommaso Lecquio, cioè il cavaliere più grande del mondo. Tommaso Lecquio non è presente a queste Olimpiadi, Bizard invece sì, è rimasto fuori dal podio di poco. E il vincitore Kurt Hasse è un cavaliere che poi morirà in guerra sul fronte russo nel 1944, esattamente come accade anche al suo compagno non di squadra, che era impegnato nella gara di completo, Stubendorf. Adesso lo vedremo, anche lui destinato alla morte sul fronte russo. Insomma, sono stati tanti morti purtroppo da una parte e dall'altra. Lo sport mondiale, la società, la vita del mondo è stata massacrata da questo
terrificante evento che è stata la Seconda Guerra Mondiale. La Germania comunque vince anche la medaglia d'oro nel salto ostacoli, la medaglia d'argento all'Olanda e il terzo posto al Portogallo, quindi salto ostacoli conferma il progetto tedesco di superiorità agonistica che viene ribadito anche in dressage. La Germania vince in dressage sia la medaglia d'oro a squadre sia la medaglia d'oro individuale. In dressage ci sono 29 cavalieri per 11 nazioni, vince il più giovane, 28 anni, Heinz Pollay su Kronos, anche Kronos è un cavallo molto giovane, 8 anni, questa è una curiosità, insomma, abbastanza significativa. Erano presenti in gara, se non ricordo male, 5 cavalli di 8 anni e addirittura un cavallo di 7. Questo è un dato da tenere in conto perché, come sapete bene tutti voi che seguite lo sport, il concetto di maturità agonistica per un cavallo è andato estendendosi sempre di più nel corso del tempo. Anche nelle gare internazionali di salto ostacoli, a quei tempi cavalli di 6 e di 7 anni venivano impegnati già nelle più importanti gare internazionali. Oggi noi un cavallo di 7 anni lo consideriamo un giovane cavallo all'inizio della sua carriera, ma allora invece evidentemente così non era. Quindi vittoria, abbiamo detto, di Heinz Pollay, 28 anni, c'è un concorrente, un generale austriaco in pensione che è il più anziano in questa gara, 72enne Arthur von Pongratz, che aveva già fatto i Giochi Olimpici a Parigi nel 24. Medaglie a squadre, Germania, Francia e Svezia. Il completo forse è stata la specialità più interessante di quelle disputate a Berlino, cioè più interessante, sulla quale ci sono state cose più così eclatanti, anche impressionanti per certi versi. Tanto ci sono stati 50 cavalieri e 19 nazioni ed è stata un po' un'ecatombe. Se pensate che su 14 squadre, 19 nazioni perché c'erano anche dei rappresentanti individuali, ma le squadre erano 14, su 14 squadre si sono classificate solo 4. E poi la cosa curiosa era che allora non esisteva il tempo limite, quindi il cronometro correva fin tanto che i concorrenti non portavano a termine la loro prova. E quindi ci sono stati dei punteggi stratosferici. Se pensate che la Germania ha vinto con 676 penalità contro le 991 della Polonia, che ha vinto la medaglia d'argento, quindi Gran Bretagna e Cecoslovacchia hanno occupato rispettivamente la terza e la quarta posizione con 9.195 punti e 18.952 punti. Capite bene, rispetto ai 676 della Germania vincitrice è un abisso. Perché? Perché entrambe le squadre avevano avuto un cavaliere che era caduto e non era riuscito a riprendere il proprio cavallo, e fin tanto che non ha ripreso il proprio cavallo il cronometro scorreva, le penalità andavano e sono state calcolate fino a che poi i cavalli non sono stati ripresi, i concorrenti hanno portato a termine la loro gara, ma quindi il punteggio è andato alle stelle. Comunque, oggi come oggi sarebbe assolutamente impensabile proporre una prova di campagna come quella che è stata proposta in occasione dei Giochi Olimpici di Berlino. Un percorso di cross difficilissimo, molto molto impegnativo, e soprattutto ad alcuni ostacoli di cui ora vedremo parlando dei cavalieri italiani. Vince il cavaliere tedesco Ludwig Stubendorf su Nurmi, che è un binomio quasi leggendario nel mondo del completo prima della seconda guerra mondiale. E anche Stubendorf morirà in guerra il 17 luglio del 1941, muore anche lui in Russia. Lui era nato nel 1906, quindi insomma piuttosto giovane. E però insomma ecco, lui e Nurmi rappresentano un binomio che anche dopo la fine della seconda guerra mondiale verrà tenuto come riferimento a lungo,
come elemento di riferimento per la specialità del completo, ma come peraltro anche tutte le gare di Berlino. A lungo, nelle Olimpiadi immediatamente successive alla Seconda Guerra Mondiale, quelle che faranno riferimento per valutare la maggiore o minore difficoltà di un'edizione delle Olimpiadi di Londra 48, di Helsinki 52 e fino a Stoccolma 1956, si terrà sempre Berlino come punto di riferimento per capire se anche i dati, i numeri, cioè le lunghezze dei tracciati, le distanze, le velocità, le altezze degli ostacoli, le difficoltà dei percorsi. Berlino sarà un po' il punto di riferimento per tutti questi giochi olimpici e per almeno le prime 3 edizioni dei giochi olimpici successive alla Seconda Guerra Mondiale. E il percorso di cross, o meglio, la gara, la prova di campagna, adesso vediamo, vi leggo i dati relativi, prevedeva una prima marcia di 7 km da compiersi in 29 minuti, lo steeplechase da 4 km in 6 minuti e 40 secondi su 12 ostacoli, poi una marcia di 15 km da farsi in 62 minuti, un'ora quindi e 30 secondi, il cross, la fase D, 8 km in 17 minuti su 35 ostacoli, ed infine la fase E, la fase finale di alleggerimento, 2 km da percorrersi in 6 minuti. Queste sono le caratteristiche di questa prova di campagna. Veniamo ora a parlare di noi, veniamo a parlare dei cavalieri italiani. L'Italia si presenta a Berlino per la prima volta dopo le Olimpiadi di Amsterdam 1928, che non erano andate benissimo. Il completo aveva visto la squadra eliminata, salto ostacoli invece aveva perduto la medaglia di bronzo davvero per poco, per pochissimi punti, e vabbè, il dressage ovviamente, credo che non sia il caso di ripetere che il dressage era assolutamente inesistente in Italia, il dressage come disciplina olimpica, come specialità olimpica, tant'è vero che perfino la prova di addestramento del completo, l'abbiamo detto tante volte, lo ripeto perché magari qualcuno non ha seguito le puntate precedenti, perfino l'addestramento del completo veniva visto molto molto male da parte dei puristi, perché veniva considerato come qualcosa di antitetico allo spirito dell'equitazione caprilliana, ed anche questo è uno dei motivi per cui, unitamente alla distanza e quindi all'impegno anche economico oltre che organizzativo della spedizione a Los Angeles nel 1932, ai Giochi Olimpici del 1932, l'Italia non parteciperà. Quindi l'Italia si ripresenta sulla scena olimpica dopo 8 anni, avendo saltato appunto l'edizione di Los Angeles. Quindi è una edizione molto attesa. Le premesse però non sono particolarmente rosee. La scuola militare di Pinerolo sta già andando in una fase che forse definire declino è un po' forte come concetto, però certamente non è più ai livelli degli anni 20, insomma, di quando si era creata chiedo scusa, la grande fama dei cavalieri militari italiani. Ci sono varie cose che determinano questo. Innanzitutto, paradossalmente, l'aumento degli effettivi e delle presenze alla scuola militare, che rende difficile l'approfondimento della materia, dello studio, la preparazione, perché ci sono tanti soldati che devono essere seguiti nei vari reggimenti, nei vari corsi a cavallo, e quindi viene a mancare un po' la specificità. Inoltre le strutture non sono più efficienti come un tempo. Il presidente della FISE, Piero Dodi, scrive un lungo e articolato pezzo sul cavallo italiano, nel quale proprio analizza molto nel dettaglio tutta questa serie di problematiche. Per esempio, insomma,
Dodi dice che per così, questioni di carattere di bilancio, insomma di risparmio, il terreno del maneggio coperto del Caprilli non era più stato rinnovato da anni ed era in pessime condizioni, che i terreni delle varie aree, Baudenasca, Valdissero e gli stessi campi di lavoro alla scuola erano gelati per gran parte dell'inverno, da dicembre a marzo, e secchi e assolutamente duri come il marmo da giugno a settembre, e nessuno si preoccupava di mantenerli in buone condizioni. In questo, anticipando in qualche modo quello che poi Ranieri di Campello, dopo la seconda guerra mondiale, quando riprenderà in mano le sorti dell'equitazione italiana, Ranieri di Campello è stato il presidente della FISE che si è assolutamente convinto di dover riportare tutto il cuore dell'attività sportiva italiana a Roma, nel Lazio, e non invece di nuovo a Pinerolo, al di là del fatto che la struttura era stata messa a durissima prova dalla guerra, però c'era chi la rivoleva lì, la scuola, e invece Ranieri di Campello no, perché lui diceva: qui nel Lazio abbiamo terreni migliori, clima migliore, insomma situazioni decisamente migliori. Poi questo lo vedremo quando arriveremo a parlare nel dettaglio di quel periodo. Anche Dodi quindi nel 1936 già insomma vede questo come un elemento di crisi. E quindi insomma, e poi mancano cavalli di qualità, soprattutto nel momento in cui invece tutto il resto del mondo si equipaggiava sempre meglio da questo punto di vista. Quindi insomma già Dodi vedeva la spedizione olimpica così abbastanza difficile in prospettiva. Il preparatore della squadra italiana di completo è il generale Francesco Amalfi, che, come ricorderete, è la figura più importante tra quelle che potremmo definire integrazionisti, cioè coloro i quali erano convinti che l'equitazione italiana caprilliana dovesse certamente basarsi sui principi stabiliti da Federico Caprilli, ovviamente, ma facendo propri anche quelli che di più positivi provenivano dall'eredità dell'equitazione di scuola, dalla tradizione di scuola. Invece questo ragionamento era assolutamente aborrito dai puristi, e quindi rappresentati in questo soprattutto da Ruggero Bertalli, da Borsarelli, insomma diverse persone, diversi uomini importanti dell'equitazione italiana che aborrivano assolutamente anche solo questo principio enunciato, insomma. Infatti Francesco Amalfi, dopo le Olimpiadi di Berlino, sarà criticato perché gli si addebiterà la responsabilità di aver privilegiato molto il lavoro in piano in vista dei Giochi Olimpici di Berlino, a scapito invece della preparazione in campagna e in cross. Ma la ragione per cui Francesco Amalfi aveva lavorato molto sul lavoro in piano, sul lavoro in rettangolo, non era perché lui volesse minare le basi dello spirito caprilliano oppure fare una controrivoluzione, assolutamente. Era semplicemente perché, da grande uomo di cavalli e da fine intenditore qual era, capiva che bisognava potenziare quell'aspetto della nostra equitazione agonistica, soprattutto sulla scorta dei risultati che si erano avuti ad Amsterdam nel 1928, dove la prestazione dei cavalieri italiani in rettangolo era stata insomma non positiva. E poi chiaramente lui aveva il polso della situazione, sapeva bene che questa era una carenza dei cavalieri italiani, e quindi lui aveva lavorato molto su questo aspetto, tant'è vero che al termine della prova di addestramento a Berlino nel 1936 l'Italia è in un'ottima posizione di classifica, addirittura potendo verosimilmente puntare a una medaglia. E lo stesso Dodi, presidente della FISE, scrive al proposito:
Il criterio della preparazione fu quello di curare fin dal principio l'addestramento che ad Amsterdam aveva tanto pesato sul nostro destino e di portare contemporaneamente avanti il lavoro necessario per la prova di fondo, con le cautele imposte dalla scarsezza dei mezzi, in modo da raggiungere la forma voluta per la gara senza correre il rischio di perdere qualcuno dei pochi elementi disponibili in prove troppo severe. Non c'era una grande scelta per Amalfi e quindi erano pochi i binomi in corsa, diciamo, per partecipare ai Giochi Olimpici di Berlino, e quindi le prove di selezione non erano state così dure come si sarebbe fatto in altre circostanze, con altre risorse a disposizione. Però le prove erano andate tutte molto bene. Alcuni cavalieri si erano persi strada facendo, e tra l'altro persi per questioni legate alla loro attività di servizio militare, ovviamente, non per altre ragioni. Tra questi, tra l'altro, una curiosità che ci riguarda noi veneti abbastanza da vicino, c'era anche il tenente de Landerset, Carlo de Landerset, istruttore veneto di chiara fama, è il nipote, il nonno era il tenente de Landerset di cui si fa menzione. Quindi alla fine Amalfi decide di partire per i Giochi Olimpici di Berlino con una squadra formata da Ranieri di Campello in sella a In, da Giuseppe Chiantia in sella a Dardo e da Dino Ferruzzi in sella a Manola. E sono personaggi importanti, tutti avranno un ruolo di grandissima rilevanza nel sport equestre subito dopo i Giochi Olimpici. Ranieri di Campello ne abbiamo già parlato a lungo in uno degli incontri che avevamo effettuato dal vivo, diciamo, prima di questa serie a distanza. Tornerò a parlare di Ranieri di Campello perché è una figura di cui dobbiamo assolutamente assorbire dentro di noi e dentro il tessuto connettivo dell'equitazione italiana i valori e i pensieri, quindi lo rincontreremo prossimamente. Dino Ferruzzi sarà il responsabile delle squadre azzurre di completo alle Olimpiadi di Helsinki 1952 e Londra 1948. Anzi, a proposito di Helsinki 1952, anche questo ve l'avevo detto, questa curiosità così, che però buffa ma che caratterizza bene il personaggio, Dino Ferruzzi, appunto durante la preparazione di Helsinki 52, era l'uomo che diceva al capitano Manzin, Lucio Manzin: capitano, domani mattina con comodo alle 5 mi passi a prendere. Ecco, questo era il personaggio Dino Ferruzzi. Mentre Giuseppe Chiantia sarà subito dopo la guerra l'uomo più importante da un punto di vista tecnico nella vita della società ippica romana per tantissimi anni, e l'istruttore, l'artefice, il creatore di Graziano Mancinelli. Quindi insomma, e come di altri importanti cavalieri, ma naturalmente Mancinelli è la figura che più di tutte si così risalta. Quindi tutti e tre uomini che saranno fondamentali per lo sviluppo dello sport equestre subito dopo la seconda guerra mondiale. Quindi dicevamo che la prova di addestramento comincia molto bene. Il primo dei nostri a entrare in rettangolo è Ranieri di Campello su In e fa un'ottima gara, ancora migliore quella di Chiantia su Dardo. Quando deve entrare invece Manola con Dino Ferruzzi, che era il nostro binomio di punta, e queste cose da raccontare servono perché servono a capire cosa voleva dire fare lo sport equestre in quegli anni. Manola viene portata, le scuderie si trovavano lontano dal punto in cui veniva disputata la prova di addestramento. Manola viene portata sul luogo del rettangolo. Dino Ferruzzi comincia a lavorare, si scatena un uragano di pioggia gelida, vento, temperature che scendono. Insomma, siamo in agosto, ma insomma, il freddo in Germania si faceva sentire. La gara si interrompe perché bisogna
costruire una tettoia in modo da dare riparo alle giurie e ai concorrenti che erano in attesa. Ma per costruire questa tettoia ci vogliono 2 ore abbondanti. Per queste 2 ore Dino Ferruzzi e Manola rimangono sotto l'uragano e non c'è modo né di far ritornare la cavalla in scuderia, non ci sono altri ripari prima che questa benedetta tettoia venga costruita. Voi immaginatevi, insomma, la situazione: un cavaliere e un cavallo che devono entrare per fare il rettangolo olimpico, se ne stanno 2 ore sotto la pioggia gelida e al vento. Finalmente la gara può riprendere, e però chiaramente Manola non è in condizioni ideali. Le cronache del tempo la descrivono come intirizzita, irrigidita, gelida e naturalmente fradicia. Ciò nonostante, Dino Ferruzzi fa un ottimo rettangolo e alla fine è settimo nella classifica individuale. Piero Dodi scrive sul cavallo italiano, a proposito dell'inconveniente, del vero problema, del dramma di Dino Ferruzzi e Manola, scrive: 2 ore nelle quali cavallo e cavaliere rimasero sotto la sferza dell'uragano. Fa venire i brividi solo l'idea. Ciò nonostante, settimo posto. Immaginiamoci che cosa avrebbe potuto essere se questo risultato, se Manola fosse stata effettivamente al meglio delle condizioni. Quindi, in ogni caso, la prova di addestramento termina con le migliori prospettive per la squadra italiana. Il podio sembra vicino, tanto più che questi cavalli erano molto ben verificati in campagna, avevano delle caratteristiche importanti come cavalli da cross. Quindi, insomma, la prova di cross non era una grande preoccupazione, era più preoccupante la prova di addestramento da un punto di vista di classifica e di punteggi. La prova di campagna però si dimostra veramente difficile, molto più dura di quanto mai si sarebbe potuto supporre, in particolare l'ostacolo numero 4, che è il laghetto. Forse qualcuno di voi si ricorderà quel video che vi ho fatto vedere durante uno dei nostri incontri, in cui si vedono appunto cavalli e cavalieri che naufragano letteralmente dentro questo ostacolo numero 4. Il laghetto era una superficie d'acqua di circa 400 metri quadrati, c'era un travone che bisognava saltare circa 90 centimetri di altezza, e poi c'erano altri 70 centimetri di dislivello tra il terreno e il punto in cui arrivava il pelo dell'acqua. L'acqua era ovviamente acqua scura, ferma, non trasparente. Quando i concorrenti vanno a fare la ricognizione del percorso, il delegato tedesco garantisce che la profondità non è superiore agli 80 centimetri e che il fondo è uniforme. Naturalmente nessuno osa contestare questa affermazione, né tantomeno qualcuno chiede di poterlo verificare. Assolutamente, non si poneva il dubbio. Così era detto e quindi così doveva essere. In realtà non è affatto così. La profondità è incredibilmente superiore agli 80 centimetri, il terreno è assolutamente diseguale. Nella zona centrale di questo laghetto c'è una vera e propria fossa, e nella quale cavalli e cavalieri annegano, letteralmente annegano, anche perché ci entrano, soprattutto i concorrenti che hanno fatto il percorso per primi, ci sono entrati naturalmente di gran carriera, di grande velocità. La profondità dell'acqua creava una massa di impatto tale con i cavalli, i quali letteralmente cadevano perché venivano rallentati per inerzia, no? Immaginatevi un cavallo che si butta dentro l'acqua e impatta contro una massa d'acqua, non un piccolo 80 centimetri di profondità. Sono finiti a terra tutti, in acqua tutti. Pensate che adesso vi leggo: dei 47 concorrenti 31 cadono dentro questo laghetto. Molti non riescono ovviamente più a riprendere i cavalli, molti bevono, cavalli che bevono, cavalieri che bevono, un disastro. E purtroppo questo accade sia a Ranieri di Campello sia a Giuseppe Chiantia. Ranieri di Campello
cadendo toglie la testiera a In, il quale se ne va in giro e Ranieri di Campello deve inseguirlo una volta uscito dall'acqua, pensate, bagnati, fradici, insomma, per tentare di rimettergli la testiera. Passa ovviamente del tempo, perde un sacco di tempo, poi Piero Dodi sempre scrive sul cavallo italiano che In ha bevuto un sacco d'acqua. Allora, mi pare strano che un cavallo beva l'acqua di un laghetto durante una caduta, però sembra che così sia, tant'è vero che poi Ranieri di Campello qualche ostacolo più in là non riesce più a proseguire perché il cavallo non è più in grado di andare avanti. Chiantia cade peggio di Ranieri di Campello, nel senso che rimane sotto il cavallo, quindi sommerso, anche lui beve acqua, insomma un disastro, e anche lui a un certo punto il suo cavallo, anzi, non riesce più ad andare avanti e viene eliminato. L'unico che si salva da questa trappola del laghetto è Dino Ferruzzi con Manola, il quale viene avvisato immediatamente, non appena possibile, non appena le comunicazioni lo consentono, di saltare assolutamente sull'estremità sinistra dell'ostacolo e di farlo entrando quasi al passo. Ferruzzi così fa e in effetti riesce a superare la difficoltà. Solo che Manola evidentemente risente tantissimo dell'uragano del giorno prima. Già durante le fasi precedenti lo strippo, la marcia, aveva dato segni di affaticamento, inciampava, insomma, aveva grandi difficoltà. Ferruzzi ovviamente è andato avanti lo stesso, supera bene l'ostacolo numero 4, ma poi purtroppo arriva all'ostacolo successivo, il numero 5. Adesso mi dispiace non potervi far vedere le immagini perché è un ostacolo abbastanza impressionante, cioè una ripidissima discesa verso un fosso, subito dopo il quale partiva un'altrettanto ripida salita per uscire da questa specie di crepaccio praticamente. Manola entra dentro questo buco profondo, ma una volta dentro si paralizza e non c'è più verso di muoverla da lì, addirittura tremando, insomma era in una situazione di stress, la cavalla veramente impressionante. Pensate che per tirarla fuori da lì si è dovuto ricorrere all'uso delle corde e di molti uomini che insomma si sono dati da fare per tirare fuori la cavalla da questa trappola, insomma. Quindi pensatevi i percorsi di cross, insomma, come venivano costruiti in quel tempo. Oggi ovviamente improponibile una situazione del genere. Purtroppo questo fa sì che ovviamente la squadra azzurra venga eliminata e quindi finisce nella maniera peggiore possibile una gara che era cominciata invece sotto grandi auspici, ma questo cross, che peraltro ha falcidiato una stragrande maggioranza di squadre, solo 4, vi ho detto, sono riuscite a essere classificate, tutte le altre eliminate. Il salto ostacoli non va molto meglio. La squadra azzurra si compone di Renzo Bonivento su Osoppo, di Gerardo Conforti su Sabà e di Fernando Filipponi su Nasello. Una squadra forte sulla carta, purtroppo però anche qui il risultato non conferma il pronostico. Renzo Bonivento monta Osoppo. Ricorderete Osoppo come protagonista sotto la sella di Antonio Gutierrez del record di elevazione nel 1938, 2 anni dopo questa Olimpiade. Osoppo è un cavallo irlandese. In realtà il suo nome è Froth Blower, però nel 1936 il regime fascista impone che i cavalli con nomi stranieri debbano essere ribattezzati con nomi italiani. Tra l'altro questa cosa diede anche, così fece nascere alcune situazioni veramente ridicole, un po' comiche, perché un cavallo francese che si chiamava Souviens-toi, Celle Français, di proprietà di Ennio Rastelli, viene ribattezzato Pomicione, e vabbè, insomma, cose un po' ridicole, ma questo voleva il nostro Luce. E quindi Froth Blower diventa Osoppo.
E Renzo Bonivento, cavaliere sardo, termina il percorso con 4 errori più penalità sul tempo ed è al 15° posto della classifica, quindi non un brutto piazzamento nonostante i 4 errori, ma chi è dietro di lui termina con penalità astronomiche. Renzo Bonivento è un personaggio importante, dopo la seconda guerra mondiale diventerà uno dei più importanti commentatori, giornalisti per la carta stampata di sport equestre, uomo di grande cultura, ma soprattutto uomo di grande rettitudine morale. Anzi, lui proprio è una persona che mi ha in qualche maniera un po' impressionato grazie ad una lettera che scrive lui di proprio pugno al presidente della FISA Ranieri di Campello dopo la seconda guerra mondiale. Adesso andiamo dopo la seconda guerra mondiale, subito dopo i Giochi Olimpici di Londra 1948. Ora vi leggo quello che scrive Renzo Bonivento, in cui fa una serie di cose, scrive questa lettera a Ranieri di Campello, approfondendo dal suo punto di vista la situazione dello sport agonistico italiano. Ranieri di Campello riceve questa lettera e decide di pubblicarla perché secondo lui ha un valore, ha un grande valore, e ha ragione, assolutamente con ragione. Questa lettera contiene grandi ragionamenti molto profondi, tra i quali uno in particolare mi ha colpito, dove si dice, parlando dei risultati poco soddisfacenti di Piazza di Siena di quell'anno, Renzo Bonivento dice: mi sembra che, è un estratto nell'ambito di un discorso molto più complesso e articolato, Bonivento scrive a Campello: mi sembra che per un motivo o per l'altro si tenda a subire le ansie della Coppa Mussolini quando bisognava vincere a tutti i costi, sia pure con qualche deprecabile scorrettezza sportiva. Ecco, questo mi ha colpito molto perché anche negli anni dello sport fascista, insomma, il senso dell'onore, il senso dell'etica sportiva, il senso della correttezza, della galanteria in un certo senso anche del confronto sportivo sembrava essere molto forte, ma evidentemente così non era effettivamente, non del tutto. Se una persona come Renzo Bonivento, che quell'epoca l'ha vissuta da cavaliere e con la divisa per rappresentare l'Italia, e come dico, uomo di grandissima rettitudine morale, di grandissima qualità etica, oltre che grandissimo uomo di cavalli, arriva a scrivere una cosa del genere, io vi confesso, mi ha fatto una certa impressione. La prima volta, insomma, che trovo in qualche modo ufficializzato un pensiero che dichiara una tendenza non molto onorevole da parte dello sport italiano sotto la gestione del fascismo. Deprecabile scorrettezza sportiva. Sono parole forti, se usate da una persona come Renzo Bonivento, ma come da chiunque in quel periodo, insomma. Comunque, chiudiamo questa parentesi. Renzo Bonivento su Osopo quindi termina con 4 errori in 15ª posizione. Gerardo Conforti su Sabà, 20 penalità, 16º posto, e Sabà si presenta come un cavallo molto potente, di grande generosità, ma difficile da gestire. Per Conforti, insomma, quell'occasione si dimostra così, non il migliore compagno di gara possibile. Conforti, a sua volta, è uomo di grandissima importanza, direi importanza capitale, perché è colui il quale ricostruisce il salto ostacoli italiano subito dopo la seconda guerra mondiale. Ne abbiamo già parlato nei nostri incontri precedenti, torneremo a parlarne nelle prossime puntate quando affronteremo i Giochi Olimpici successivi alla seconda guerra mondiale. Però oggi è importante concentrare la nostra attenzione su questi aspetti. Vedo tra l'altro che siamo arrivati
alla scadenza dell'ora. Io mi devo scusare, ho sempre la sensazione di avere poco da dire, poi in realtà il tempo passa, le cose da dire sono sempre tante, spero di non annoiarvi ovviamente. Comunque volevo dire, per chiudere questo racconto sui Giochi Olimpici di Berlino, che come vi dicevo in apertura, vi troviamo riuniti veramente gli uomini più importanti in assoluto dello sport equestre italiano per la rinascita, per la ripresa dopo i Giochi Olimpici. Ranieri Di Campello, che sarà il più importante presidente della Federazione Italiana Sport Equestri di tutti i tempi. Gerardo Conforti, l'uomo che fa ripartire il salto ostacoli. Dino Ferruzzi, il capo equipe delle squadre di completo nei primi 2 Giochi Olimpici dopo le Olimpiadi. Renzo Bonivento, l'analista, lo studioso, il giornalista, colui il quale racconterà al pubblico degli appassionati lo sport equestre e le cose che riguardano lo sport equestre italiano. Giuseppe Chiantia, il creatore di campioni, il padre tecnico di Graziano Mancinelli, l'uomo che proteggerà Graziano Mancinelli e aiuterà Graziano Mancinelli, il quale proveniva da una famiglia non certo abbiente, anzi, Chiantia lo valorizzerà, lo proteggerà, gli darà tutte le possibilità, lo metterà nella condizione migliore per poter esprimere tutto il suo grandissimo valore, che già da ragazzino, giovanissimo, era molto evidente a chi la sapeva lunga in fatto di cavalli come Giuseppe Chiantia. Il terzo concorrente, il terzo binomio del salto ostacoli a Berlino, quello composto da Fernando Filipponi e Nasello, è un binomio un po' particolare perché Filipponi è stato il cavaliere di un cavallo, Nasello appunto, ma Nasello è stato uno dei più grandi cavalli del salto ostacoli italiano prima della guerra. Purtroppo a Berlino arriva in condizioni non ottimali, probabilmente offre la peggiore prestazione della sua carriera, venendo eliminato e quindi così determinando l'eliminazione anche della squadra azzurra. Quindi da un punto di vista di risultati puri e semplici, diciamo, l'Olimpiade di Berlino per l'Italia è una catastrofe, e per Benito Mussolini è stato un colpo durissimo, perché Benito Mussolini in quell'occasione avrebbe, insomma, ovviamente voluto poter rappresentare a Adolf Hitler la forza sportiva dell'Italia in un campo, in uno sport così importante come lo sport equestre, per il fascismo e per la cultura fascista e per l'educazione fascista. Così non accade, l'Italia torna sconfitta da Berlino, la Germania invece trionfa, è un trionfo spaventoso quello della Germania. I Giochi Olimpici, spaventoso nel senso che vi sono contenuti già tutti i segni più eloquenti di quello che accadrà nel giro di poco. Le Olimpiadi finiscono il 16 agosto del 1936, 3 anni più tardi, il 1° settembre del 1939, la Germania nazista invade la Polonia, inizia il finimondo, inizia la tragedia, inizia il dramma della Seconda Guerra Mondiale. Come tante volte vi ho detto, dopo la Seconda Guerra Mondiale niente sarà più uguale a prima, ovviamente, tanto più nel mondo dello sport equestre, che essendo un mondo militare, essendo fino a quel momento un mondo militare, verrà davvero devastato dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Questo però lo vedremo nelle prossime puntate, se avrete voglia di seguirle ancora e se non vi ho annoiato a sufficienza. Quindi direi che per oggi ci fermiamo qui. Io ringrazio chi tra voi è stato presente con me in questa occasione. Io lo dico sempre, per me è una situazione abbastanza frustrante perché sono da solo, non vedo nessuno, non ho la più pallida idea del rapporto che c'è tra me e chi mi sta ascoltando in questo momento.
Spero che tutto funzioni bene. Se tutto funzionerà e se voi avrete voglia, ci rincontriamo lunedì prossimo alle 15 per cominciare a parlare dello sport dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un carissimo saluto a voi tutti e grazie davvero per avermi seguito. Arrivederci.